Dottor Mantoan, ci sono buone notizie per la sanità polesana, nessuno toccherà gli ospedali. Diciamo che stiamo studiando dei criteri che andranno incontro certamente alla realtà del polesano, e cioè il riparto basato sul criterio degli anziani e sul criterio della densità abitativa. Dopodiché gli ospedali attualmente sono dei presidi sanitari che manterremo, che cambieranno l'organizzazione interna, perché dovrà essere un'organizzazione tarata sui bisogni della gente che cambiano, perché la popolazione diventa sempre più anziana, e quindi noi modificheremo l'organizzazione interna degli ospedali, ma non andremo a chiudere strutture, le riconvertiremo per portare i servizi sempre più vicini alla gente e soprattutto per dare servizi che servono alla gente. C'è poi il fattore anziani. Il Polesine, come altre zone particolarmente disagiate del Veneto, ha un grosso numero di anziani. Questo quanto influisce? Diciamo che la popolazione anziana certamente è una popolazione che da un punto di vista sanitario costa di più, costa molto di più delle popolazioni giovani. Nel Polesine in più c'è anche la dispersione, e questo noi nel riparto, cioè nel ripartire i fondi, ne terremo assolutamente conto.